No, è sempre che perdiamo tempo, si parte e si inizia, punto. Se poi vi lamentate che si perdono i primi 30 secondi, partiamo e risolviamo il tutto. Io il microfono tu non l'hai acceso, Gianma? No,
No, Regen, ho visto adesso il messaggio, visto che siamo in tre per non far sentire l'audio del film, mo lo sto coprendo con la voce, non ci sono problemi, però siamo qui e siamo mutati, che stiamo sentendo dalle casse del computer. Regen, mi piace essere una persona di parola nonostante lo stomaco non stia tanto ribollendo, l'inizio è partito benissimo, meglio di quanto pensassimo. Regen, tu l'hai visto il film? Oi, sir, bonsoir. No, siamo mutati perché siamo in tre stasera, solo per questo. Tutto bene? L'altra volta Madame Web, ora questo. C'è Morbius, ci vediamo pure quello, abbiamo chiuso il cerchio una volta per tutte e non ne parliamo più. Non- Allora, dimmi quando l'hai avviato e ti dico a che minuto siamo. Lo sai, con quelli là che noleggiamo e altro, non mettiamo il link giusto per non farvi spendere soldi. Quindi poi se ce l'avete o l'avete noleggiato anche voi e potete ancora vederlo, vi dico il minutaggio e non ci sono problemi. Quando avevamo fatto sta cosa, non me la ricordo, solo. Oh, no, tanto ci sarà pure l'anno prossimo. No, se c'era la possibilità, l'idea ci sarebbe pure stata. Però no, se puoi anche andarci, ma non ci trovi. 15:30.
e il figlio -1. Perché non ce la fai, Regen?
Ragazzi, ci siete ancora?
Oi Gabri, no, non si sente perché stiamo sentendo il film dalle casse del computer, quindi per non avere problemi illegali se lo facciamo sentire in live. No, Gabri, perché dovresti chiedere scusa a Francesco? Anzi, proprio a Francesco non gli si deve chiedere scusa. No, tienilo a caldo, non ti preoccupare, io mo modifico pure i pulsanti e premi in questi giorni, quindi lo aggiusto e te lo faccio bannare per bene, non ti preoccupare.
Salve, sì, siamo mutati perché stiamo vedendo il film sentendo il tutto dall'audio delle casse per non avere problemi legali e parastatali, Francesco. E siamo in tre. Bravo Francesco, questa mi piace. Questa mi piace, sta cosa che hai detto mi piace.
Sì, Papa, proprio lui. L'unico e il solo Craven, che devo dire la verità si sta dimostrando un bel film.
Poi quello, buonasera. Stiamo vedendo Craven, come abbiamo visto gli altri film, e finora, ti dico la verità, ci sta piacendo. Tranne per alcune cose che non stanno in giro né bene, però va bene. No, l'abbiamo noleggiato tramite Google. La mia o quella di Gianmarco? O a questo punto del carissimo rinoceronte, direi.
Magia. Massimo maratona 12 minuti, 12 ore adesso. Sì.
Penso nei prossimi giorni, sì. No, una 74 quello. Diciamo 74 cifra tonda, a posto. Però col malus senza neanche mai mangiare. Sta cacciando il Giappone. Ok, mi sembra un ottimo accordo quello, va bene, si può fare. Quindi tu lo prendi? Ok, possiamo attivare i microfoni. Ok. Allora, Per discutere un attimo del film. allora, controlliamo un attimo questa cosa, se e quando dico se, dico forse. Carmen il cacciatore, post credit, cioè? No, Kraven il cacciatore non ha post credit. Va bene. Eh sì, era uno degli ultimi. Ok, Allora, adesso ci senti quello? ci senti il pezzo di merda? Eco, 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 eco. Io ce l'ho attivo il diffusore. Ok, aspetta, vado a vedere un attimo. Sparlet? Pronto? Si sente tutto a posto. No, diceva eco, aspetta. Allora, prego, signor Giammox, inizi Gianmarco lo lei. sento bene. Aspetta, accendo e rispengo il mio. Su galla. Si era attivato l'effetto eco. Ok, adesso come mi senti? Enti. Vai Jammox. Allora, faccio io il pippone iniziale così ci togliamo davanti la parte dura, tanto penso che non ci sarà molto da controbattere su quello che diremo. Allora, innanzitutto, 3 film di Venom, un film di Morbius, un film di Madame Web e un film di Kraven. Sono 6 film dovrebbero essere in totale. Ci sei arrivato alla fine a farne uno decente? Aspetta, andiamo un attimo con calma. Io ormai penso di essere arrivato a una conclusione, di questo volevo arrivare a parlare. Io ho capito forse la Sony che cosa voleva fare. Ok, ecco. All'effettivo. La Sony ha detto, questa forse è una delle idee più sbagliate, però anche nei fumetti è successa spesso sta cosa, ha detto, prendiamo tutti questi personaggi
che di base, a parte Madame Web, sono tutti cattivi. Dai, sono tutti cattivi. Effettivamente. Facciamo che siccome noi siamo staccati dall'MCU, a parte Spider-Man che è in comune, ne facciamo una versione dove sono buoni alla fine. Sono dei bonaccioni, Perché uccidono, oggettivamente, squartano. Sì, ma a parte Kraven, che almeno si conclude non con lui che diventa buono, anche se poi per tutto il film fai un po' il bonaccione, diciamo così, ammazzi i cattivi, però non è proprio il Kraven classico, diciamo così. Però film d'azione ci sta, si fa vedere. Quindi se lo guardiamo in quell'ottica qua, simpatico. rispetto a tutti gli altri, che Madame Web penso che non ci sia manco più bisogno di dire proprio nulla, ragazzi, su quel film, perché non è manco un film praticamente. L'azione c'è. I personaggi bene o male sono stati trattati più o meno quasi tutti bene, tranne lo straniero che è diventato un tronista di uomini e donne, personaggio che non ci azzecca niente con quello che è il personaggio effettivo. Però, a parte quello, il fratello Camaleonte ci può stare pure come l'hanno reso alla fine, pure il rapporto alla fine ci sta perché oggettivamente anche in tutti i fumetti la famiglia di Kraven si schifano tutti quanti fra di loro, è sempre una gara a quello che alla fine fa meglio. Quindi ci può stare che mi hai levato da mezzo tipo un altro fratello e una sorella che ci dovrebbero essere, però vabbè. Se li sono tenuti se l'erano tenuti. Sono nascosta. Sì, sì. A parte quello, questo rapporto mo che si è venuto a creare pure verso la fine di io faccio questo, tu fai quest'altro qua, tu sei come papà, io diventerò il più grosso di mio padre, tutte queste stronzate qua. E il commesso ci sta. Pecca grossa, Ryan. Grazie, Ryan. Io, mentre abbiamo visto, ho fatto un attimo una piccola ricerca, ma per un fatto di correttezza, il personaggio di Rhino, proprio Rhino, nasce come delinquente, JPEG, quindi già non un accompagnatore di safari che cerca di fare soldi prendendo parti di animale. Cammina con lo zainetto dove c'è la zaino. La parte degli esperimenti è giusta. Ok. Però succede in maniera totalmente diversa. Rhino viene preso come esperimento, come cavia da laboratorio. Tipo Outlast. Bravo. Okay. E viene rinforzato con una sovrappelle. Quindi tu potevi fare tutto l'effetto di Rhino, che penso ve lo ricordate pure voi nei cartoni, ma io Rhino oggettivamente è un omone enorme con un costume. Che quello è. Sì. Mi facevi, invece di farmi sta corazza da rinoceronte, oltretutto è pure nano, cioè sembra veramente la cosa però fatto male ed è corto, cioè è pure curto. Rhino di base è 4 volte Spider-Man, cioè pure 5 volte Spider-Man, è una montagna Rhino. Mi facevi una sottopelle che lo rendeva più grosso, quindi me lo facevi, la CGI magari avrebbe fatto un po' cagare che mi dovevi fare un omone super muscoloso, ci può stare. Vabbè, però cercato di non mi fa evitare, l'armatura, i pret, con quella faccia random, poi mi prendi il personaggio, me lo fai schizzato, che fa quando ride, non ho capito No, ma questa poi quel scelta. rantolo che gli è venuto. Non ho capito. La scena non so perché. La ragazza che l'accompagna, personaggio anonimo, non ha fatto praticamente nulla, ha sparato una freccia. Anche io ho le abilità. Vabbè, anche tu hai le abilità. Il resto, vabbè, Daily Bugle alla fine diciamo che come easter egg è quello che c'è sempre, volendo o non, il Daily Bugle c'è sempre, ci sta. Quindi ci può stare. No, se avessero dovuto fare un continuo, quindi c'era Venom 1 e basta, Morbius, Madame Web e Kraven, forse di tutti e quattro avrei preferito più un altro film di Kraven, se devo essere onesto. Sì, l'altro lo vedrei con piacere. Sincero. Venom lo capisco perché... Bravo. Poi mi ha messo pure il fatto dei ragni che è simpatico, mi ha fatto questo mini easter egg, questa cosa qua. Pure il fatto in realtà dell'alchimia e delle pozioni, c'è pure in Marvel Spider-Man 2, se ti ricordi, lo zii, che c'è proprio nel laboratorio, non so se tu l'hai giocato, ok, cioè nel laboratorio di Kraven, nella sua stanza, ci sono appunto pure queste cose tipo piante strane, robe alchemiche, quindi ci sta, poi nel gioco lo fa perché c'è il cancro e deve guarirsi, e si guarisce con l'alchimia. Quindi c'è sta sto fatto sì che ha usato la magia della pianta più il sangue del leone ed è diventato, vabbè, quello ce lo sta,
Bellino pure il fatto che hanno messo la cosa che il fratello lo chiama Dima, che Kraven pure nel gioco c'ha la tigre che si chiama Dima, quindi diciamo pure sfiziosa come cosa. Alla fine, cioè, un film si fa vedere. Si fa vedere. No, no, è simpatico. Cioè, non è che Simpatico. stavi là a dire, ma e quando finisce sta cagata? Con Madame Web l'abbiamo detto palesemente tutti, Dopo ragazzi, 10 quando minuti. finisce Dopo questo 10 film? minuti. Ma già non si Ti sopportava dico più. proprio un'idea per un eventuale futuro, se ripescano il personaggio e lo vogliono fare, me lo fai come meme che si dice che nel prossimo Spider-Man dovrebbe apparire questo altro ragnoide, chiamiamolo così, pure ci sta nei fumetti, ma non mi ricordo nome, è comunque una sorta di Spider-Man pure questo. Invece di mettermelo nel film di Spider-Man, me lo buttavi nel film di Kraven, mi facevi un film diverso con il padre, come succede anche nei fumetti, il padre che gli dice voi dovete dimostrare il vostro valore, e gli mettevi che c'erano lui, il fratello e gli altri due, Ok. missioni separate, poi gli altri me li arronzavi un po', fatto un cazzo, ne arrivavi a lui, obiettivo, devi abbattere questo ragno, questo uomo ragno, tra virgolette. Già col fatto dei ragni il Capito? collegamentino l'hai Mi messo. facevi sta cosarella sfiziosa, invece mi hai messo sto straniero buttato nel cesso, Rhino buttato nel cesso. Cioè, un film senza Aaron Taylor Johnson non aveva senso. Non aveva proprio senso. Cioè, ha tenuto in mano solo lui con le cose sue, perché tutto il resto è piatto. Sì, gli Cioè, scontri sempliciotti ma sì, simpatici, almeno però un po' di sangue, un po' di cose. Sicuramente il film più violento ad oggi, a differenza di Venom che si mangia le teste delle persone, manco mi fai vedere un fiotto di no, sangue, non una cosa. esce niente proprio. Niente. Niente proprio. Posso dire, per me, per l'impegno e dato che sta nell'ultimo film, io ti do un bel 7, Kraven, come film d'azione. Film Marvel ti do 5, perché proprio ho fatto un guaio con tutti gli altri personaggi. Però film d'azione un 7 te lo do proprio tranquillo. Ok. Pepino? Ok. Sì, stiamo. Guarda Peppi, consigliamo, Mo, consigliamo, consigliamo. Io... Ma, Però allora, ti faccio questo rapporto. Ma così in tranquillità 4 te lo film della metti. Sony a parte Spider-Man. Kraven, Venom, Madame Web e Morbius. Se te ne devi vedere uno, virate Kraven. Poi ti fa capire. Proprio ci non danno cazzo a fa. Però Proprio si così fa in vedere. tranquillità. Si fa vedere, c'è bella violenza. Onesto. Onesto, aiuto. Certo, non te ne soldi Spider-Man. Tipo, a corsa un coppo No, muro, sarà poco qualche sapere nei cosa fil sì. che lo mantengono che mentre sta sul muro, però. Quindi prego, dottor Mercury, no, simpatico, no. Siamo abituati alla le merda. metto questo più vicino, così no, non la sento. Prego. Siamo abituati alla merda, cioè ormai Sì. Sì, sì. cioè, veramente anche un film fattibile per 2 ore già è oro per noi. Bravo. Quindi Dalla veramente, Sony. già con la Marvel già non mi aspetto più Esatto, nulla. bravo. Figurati con la Sony. Quindi questo film è una cagata pazzesca, però va benissimo. Per Se due, fa, per bravo. 2 ore Bravo. ci sta. Non da cinema. Non da cinema. No, figurati. No, Ormai al Cinema non no. da cinema. Cinema no. Non da cinema. Cinema no. Però cinema di mercoledì a 3,50 Me € la Sì. accorgo. Sì, Me me la accorgo. lo prendo con Web, piacere. Americano. Bravo. Perché tu dici oggi ragazzi un aperitivo e andiamo al cinema a 3,50 €. Vai. Te lo vedi? Lo zio, lei che dice? Bordello? Sono anche loro contenti per il film, Sì, sì, vabbè. effettivamente, sì, ci sta. Comunque, che ci dice lei? Guarda, sono d'accordo con tutte e due, me lo accollo ad un prezzo minore e quant'altro, però a livello di qualità rispetto agli altri che ci sono stati, ma sta proprio una spannetta e mezza sopra tranquillamente. Cioè si guarda. Infatti ti dico, per il prezzo che l'abbiamo pagato, che comunque sta a 5 €, 5 € ti Guarda, vale. noi mo l'abbiamo preso e Ti l'abbiamo vale. noleggiato, lo rimettono tra qualche mese su Netflix. Sì, Domenica pomeriggio bravo, dopo non tiene niente da pranzo fare, lo metta sotto. te lo metti in sottofondo e te lo guardi pure con piacere. Tanto non parlano, non dicono chissà quante cose. Sono tutti dialoghi pure abbastanza del cazzo, oggettivamente. Non c'è proprio un dialogo profondo nel film. Non c'è. Non c'è. Tu Peppi l'hai giocato Marvel Spider-Man 2? Non mi ricordo. Ok, vabbè. Allora, poi quando te lo giochi ti faccio un paio di rapporti con quello che vedi. Tanto dura 12 ore, Peppino, la trama.
Quindi vai infatti dottor Mercola se lo potrebbe giocare anche lei un giorno in qualche modo che dura 12 ore tanto il gioco il secondo gioco. Sì, 80 euro 12 ore. tu vai là, ok, cutscene, C'è Dano lo cutscene, finì in una live. Fece una live il giorno che uscì. Disse, se questo non facciamo 12 ore il gioco finisce pure. Era quella forse la pecca più grossa del gioco. Tre effettivamente, secondarie, proprio 3 contate e 12 ore di trama. effettivamente. Vabbè, non fa niente, Però non dai, torniamo comunque è su andata bene. Allora, come serata sicuramente rispetto a Madame Web è andata bene, ragazzi. Oggettivo. Quello sì, Oggettivo. sì. Oggettivo. Al limite, ti ho detto, ci organizziamo per la prossima, se voi lo volete vedere. A questo punto la trilogia del terrore la sconfiggo, mi vedo pure Morbius. Tu hai detto l'hai visto per la fine. Tu invece ci Mi sta, tolgo quando anche ti quel, poi accapanna. sono finiti, basta, non c'ho più... E tu Venom 3 l'hai visto però? Venom li ho visti tutti. No, Venom 3 non l'ho visto ancora, ma quello lo vedo con piacere. Guarda, posso dire, prima c'è Venom 3. Si chiama Allora sì, uno bello sì, chiudo il cerchio, sì, ci vediamo Morbius, Venom 3. vi lo riassunto un po' a YouTube, perché No, no. veramente, tu giù, Allora, su mia mamma. a No. merda, a me mi piace toccarla fino in fondo. Cioè, Io tu la devo post vedere credit quando l'hai vista? Tu spiegai fatti la post Sì, credit. lo so. Cioè, tu vedi tutto un film che fa così. Dici, Allora, come il Midnight Suns. Poi bello e buono. Lo picchierò anche io. Andiamo. assolutamente no. Assolutamente no. Sì, perché no? Perché non dovremmo picchiare questa persona che non so neanche chi No, sia? già, Mox, tranquillamente, ci vediamo prima Venom 3, quando poi lui ritornerà, ci vediamo pure Morbius, abbiamo chiuso Poi il ciclo magari dei film Sony. quando Non ci vediamo ce ne in sono più. Thunderbolts che esce a fine agosto su Vabbè, ma Disney quello ce lo Plus. vediamo con piacere. Quello almeno ci arretriamo un attimo. Non dica assai. Io ho Andiamo. battuto le mie bestie nere e sto a posto con la coscienza. Il primo che vedo che mi dice com'è, gli darò risposta con ancora più motivazione. No, allora, Te lo presto io. Noi adesso stiamo parlando di films Marvel. Ti passo il mio account. Verranno affrontate pure quelle paure, ma un po' di cacca alla volta. L'hanno dato anche gratis sul Plus. No, ma troppa cacca, fa male. Vabbè, Troppo, così ma è divertente. Quando lo chiudi, secondo me sì. Guarda che io, sai quante ore ci ho fatto io da Quando sopra? ti danno il rimborso, ancora di più. Sapete, lo dico quante ore lo vuoi sapere? Dimmi di sì. Vai, quante ore fa? Ce ne ho fatte almeno, e faccio pure fatica a contarle perché sono un po' passai, fai conto che 5 ce le ho fatte. Forse anche 6. È la Madonna. Poi sono tornato su Capitan Tsubasa, ne ho fatte altre 20. Ecco, ok, diciamo hai Attualmente bilanciato un 600 ore di attimino. gioco. Attualmente. Va bene, allora dobbiamo solo un attimino sperare che cambino le cose. A Sony ha frenuto. Gianmarco, tra esattamente un mese io starò nelle verdi vallate di Kojima e di Death Stranding. Vabbè, là stai tranquillo. Pensiamo al futuro, pensiamo al passato alle cose belle, e titoli che chissà perché Tra l'altro, per il meme, oggi c'è stata una live di Level 5. Ok? Ma l'importante è divertirsi, insomma, se tu lo pensi come un gioco staccato va tutto bene, goditi il viaggio, dai. Vedi, Francesco ha ragione. Io voglio viaggiare, ma non voglio fare viaggi brutti, soprattutto se spendo dei soldi per dei giochi, poi me li devo godere, se devo prendermi le cavolate, no. Vabbè. No, un giorno ci giocherò, ma vanno a 2-3 euro. Sta live Level 5, però senza sottotitoli. Quindi era una live tutta in giapponese. Una live a sorpresa. Tutto in giapponese. Vabbè. Su Inazuma Eleven. Quindi io ero gasato. Però dopo, mentre stavo al lavoro, pensavo, wow, pensa se questi hanno rimandato un'altra volta il gioco. No, io quando ho fatto sto pensiero ho detto, e io mo come faccio? Che non avevo modo di vedere sul momento. E ho detto, e se mo torno a casa, accendo la play, hanno rimandato il gioco, io che faccio? Cioè, a chi bestemmio? Sono andato sullo store PlayStation, ho fatto, togliamoci rotto, strappa questo gioco. Allora, sempre 18 agosto. Ok. Tutto a posto. 18 agosto, già la cosa già va benissimo. No, però ho pensato, quindi che cazzo hai fatto per il Cadind? Che cosa hai fatto? Sono andato a vedere, ho fatto vedere, puoi scegliere, hanno messo sta cosa che praticamente i protagonisti effettivi del gioco non è tutta non sono tutti e 11, sono 6, gli altri te li scegli tu fra una pool di altri PG secondari. Quindi loro ti dicono ti puoi fare il resto della squadra come vuoi tu e poi interagiranno a modo loro e tutto, quindi pure una cosa carina. Va bene.
hanno Va aggiunto bene. altri 5 personaggi fra cui scegliere. Poi hanno fatto vedere Quanti? 5, Ah, altri va bene. 5, ce n'erano già Quanti? 10 Ah, all'inizio. ok, buono, Ti puoi buono. scegliere fra altri 15 PG, che so assai. Ah, vabbè, se sono caratterizzati E poi se andare bene, a vedere abbiamo fatto alcuni cambiamenti al gioco. Che cosa? Non si sa, è frenuta live. non è più un gioco di calcio. Godere viaggio immediatamente, se non un casino. Francesco, calmati. Calmati. Aspetta, ti faccio salutare anche a Peppino, Francesco. Ciao Francescone, un bacio. Eccolo qua. Cioè, Tutto tu te per lo sei te. goduto il viaggio di Dragon Age? L'hai giocato? Vabbè, mo però non attacchiamoci ai dettagli. Scusami, No. aspetta, dice che mi devo godere il viaggio, Mo- quindi tu te lo sei Mo goduto. non fare il pusillanime. Non puoi consigliarmi di godere il viaggio se tu non te lo sei goduto in prima persona. Gianmarco l'ha provato, lo sappiamo, quindi lo posso credere. Gli posso dare una possibilità. Provato, ho fatto il mio personaggio estremamente omosessuale. Sì, perché l'editor del gioco non ti permette di creare un personaggio con tratti etero. E per tratti etero intendo tratti che non siano letteralmente che ti fanno fare un modello femminile alla fine, maschio o femmina che sia. Giocato, Francesco, giocato aperto, messo impostazioni, avviato, fatti i primi 5 minuti e chiuso, Dragon non vuol Age dire Vanguard. giocato, attenzione, non variamo. Sì. Un titolo mozzafiato. Arcadio Palma. Mamma mia. Io ho ancora i brividi per quel gioco. Veramente sono state le 6 ore più intense della mia vita. Bello. Sì, veramente bello. Fortuna l'ho pagato solo 30 euro, poi un mese dopo è arrivato gratis Arrivederci Plus. e tanti saluti. Io non mi compro mai sti giochi che tu lo sai che alla fine finiranno in super sconto. L'ho fatto una volta e l'hanno messo sul Plus. Questa è la mia vita. Una vita di avventure. Esatto. Una vita di avventure. Allora, ragazzoli belli, io direi, vista l'ora, stacchiamo. No, l'ha finito. Vabbè, la trama, se vai dritto per dritto, in realtà ci metti poco, quindi ci sta. Chiedo bene allora, Ci sta, dottor ci sta. Francesco, quindi io le Però apro, il completismo al 100%. se non lo fai al 100% non ti Per posso ascoltare. goderne al Grazie meglio. Gianmarco. Ecco. Quindi, va bene, tu l'hai finito e ascolterò il consiglio di godermi questo viaggio. Prima o poi, più lontano possibile, però prima o poi lo si fa. Assolutamente. Almeno la prima ora. Si vede un Ti attimino. posso fare anche 30 minuti se vuoi. Va bene. Allora, noi nel frattempo andiamo a dormire. Francescone, noi ci sentiamo in questi giorni. Quello, se ci senti ancora, buonanotte. Aspetta, ci tengo a dire, vai Francesco, l'ultima cosa, così Ci tengo a stacchiamo, dire. sentiamo. No, aspetta, mo c'è la perla. No, che gli faccio salutare pure a Peppino poi, che a questo punto stai qua. Mo c'è la perla. Mo c'è la perla di Buonanotte, Francesco. vai Francesco, spara bene. Buonanotte, quello. È Questo è il grossa, pezzo di Rhino. la sta elaborando pure, capi? È preoccupante la cosa. Ah, perché poi c'è stata questa scena nel film dove c'è Rhino che a un certo punto per ridere o arrabbiarsi a sta cosa fa... Ci tengo a dire No, sto scherzando, ho fatto che il mio consiglio è totalmente ironico, che fa schifo alla stramerda e che mimava quando parlavi di quell'aborto di Final Fantasy Rebirth. No, Final Fantasy Rebirth. no. Sì, come gioco premi pulsanti e divertiti, fai ma attività. come gameplay gli è piaciuto pure a lui, quello è solo un deficiente, gli è piaciuto anche a lui il gameplay, è un ciucciapalle. Che fa quel cazzo di rumore lì, quello che abbiamo visto nel film Rhino. prima, ha fatto un rumore strano e improvviso. Francesco ti ha salutato Peppino, se te ne sei andato sei un fallito, sappilo, perché ti ha salutato e non gli hai risposto, sappilo. Buonanotte. Buonanotte.ありがとう笑顔で終わろうこの時間明日もまた会えるよ期待してチャットの波に乗って笑いこお茶目な言葉が飛び交うよ一緒に笑いを夜肌終わらない港の向こうのに手を振り良い子でいてねのメッセージまた明日
真面目な話だけどみんなのこと大切だからさ、バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。一緒に作るこの素敵